Roberto, quanto impegno c'è stato nell'organizzare questa manifestazione? Vi dirò che sono 2 anni che stiamo organizzando questo festival, questo raduno regionale. Finalmente ci siamo arrivati, siamo riusciti a portarlo in provincia di Rovigo per la prima volta dopo 7 anni. Ma che cosa raggruppa tutte queste persone, giovani, anziani, un po' di tutte le età secondo lei, Roberto? Penso che in un'associazione di volontariato raggruppa l'amicizia, quello che si crea, il pubblico che ti dà la soddisfazione di quello che ti fai. Poi anche le tradizioni ovviamente riportate poi al momento attuale. Ovviamente, perché se ci si ferma muoiono le tradizioni, anche per questo i gruppi che riescono a incidere come il nostro lasciano un patrimonio che altrimenti andrebbe perduto. Il vostro gruppo Buontemponi Simpatica Compagnia ha fatto anche molta beneficenza. In questo caso, per quanto riguarda il mio personale, sì, molto. Stiamo sostenendo diversi progetti in Africa, tutti gli anni facciamo Babbo Natale e Befana per diverse malattie, quest'anno oltre 7.000 euro in un'unica serata. Tutto ciò che abbiamo raccolto interamente devoluto, si unisce sia il divertimento sia la cultura di portare fuori il nostro Polesine, nel nostro caso, ripeto, però anche riuscire a fare qualcosa di buono per chi ne ha bisogno, per chi ha più problemi di noi. Cosa accomuna tutti questi gruppi folcloristici radunati oggi ad Adria? Diciamo la passione per le tradizioni popolari e per quelle che sono le nostre origini tradizionali di vari gruppi. Le 7 province hanno ognuna le loro tradizioni e ogni gruppo della provincia porta e si esibisce qua ad Adria con i propri balli, i propri canti tradizionali e popolari che una volta i nostri anziani cantavano e ballavano. Molti giovani vedo, questo credo vi dia un punto di forza. Sì, è diciamo un neo per i gruppi folcloristici, nel senso che non è facile trovare la gioventù, come non è facile per tantissime altre associazioni trovarli. Però insistendo con le scuole, insistendo con dei corsi particolari di tradizione popolare che le istituzioni scolastiche e anche le famiglie gradiscono, si riesce a recuperare questi giovani. Naturalmente bisogna avere la struttura adatta, il personale adatto per fare questo tipo di corsi e poi chissà che la passione faccia rimanere anche i giovani a portare avanti queste tradizioni. Noi come gruppi folcloristici sappiamo che la nostra attività è sana, è al di fuori di pericoli, al di fuori di determinati concetti negativi, per cui garantiamo in questo anche le famiglie e i giovani stessi. Magari qualcuno... Fiorisce così, si liscia così, si taglia così, si mangia così. Oh!
Da dove venite voi? Da Cesio Maggiore, in provincia di Belluno, È da molto che fa parte di questo gruppo folcloristico. dal 71. E vi esibite in tutti i raduni? Sì, di solito sì. Quanti anni hai tu? 25. Da quanto tempo appartieni a questo gruppo folcloristico? Poco tempo, io sono solamente 2 anni che ballo in questo gruppo folk. Beh, la passione per la mia terra e per le tradizioni in generale. Ma qualcosa a che fare anche con i tuoi genitori, nel senso che loro hanno tramandato in te questo? Ma diciamo che in famiglia siamo ben radicati come tradizioni. Il lavoro mi porta anche a questo, di lavorare con le tradizioni e con i prodotti tipici, e quindi ne abbiamo approfittato per fare un tutt'uno. Quindi tutti i raduni sono buoni per stare in compagnia. Esatto, tutte le motivazioni sono valide. C'è panico totale, ma dopo, ma dopo. Generi elementari, segnare la cosa figlia non so. Volta sul motore. La voglia anche che sistema che passa il muro e va sempre a muso duro di meno. Dai, sei bravo!
mascalè, ho comprato una chitarra, una chitarra. Ino, ino, un violino, ello, ello, tamburello, La mirella, la fiera di Pasquale. Benvenuti e buongiorno a tutti. Come avete visto siete qui nel centro parrocchiale di Carbonara. Noi siamo lieti e orgogliosi di ospitarvi per questo 7° raduno del folklore di cuore. Benvenuti a questo 7° raduno che abbiamo organizzato come Venezia, ma soprattutto in ogni caso il gruppo dei Buontemponi Allegra Compagnia di Botteghe, in quel di Adria, in questa splendida cittadina, perché è veramente accogliente. Per il raduno del prossimo anno erano Rosegaferro con i Campagnoli, tutti quelli di provincia di Treviso a Fossani. Si sono messi d'accordo anzianità il gruppo dei Campagnoli, questa organizzazione del prossimo anno, sperando che aiutarli in questo, perché c'è bisogno di, come diceva Roberto, anche a coloro che dovevano esserci e che per motivi non ci sono, un saluto anche a loro. Evviva Adria, viva Venezia! Grazie Presidente, il vero parco del Delta del Poni. Eccoli qua che sono i primi. I Ruzzantini di Padova. Pesa anche, ha fatto un grazie per voi. Gruppo folcloristico Mercanti Dogali di Montebelluna Treviso. Folcloristico Paglio di Zero Branco Treviso.
Proseguiamo con il folklore, coppia. Grazie. Anche loro hanno davanti al gruppo folkloristico il Paiar. Tramite gli amici di Belluno. Allora io direi di partire con i bottoni secondo il Cesimo per il Cesimo maggiore, terzi i campagnoli di Monte del Ferro, quarti i Lega, nodi varianti dei locali di Monte Belluno. Da dove viene lei? Noi veniamo da Treviso. Da quanti anni fa parte di questo gruppo folcloristico? 22. Che gruppo è questo? Il gruppo folcloristico trevigiano. Ma che cosa l'attira di questo folklore? Noi rappresentiamo i contadini della fine 800. La barba fa parte del folklore? Oh, Dio, quella è una passione mia, me la tengo. E qui ad Adria è venuto volentieri per questo raduno? Certo, ogni raduno ci vengo volentieri perché è sempre una festa. Un ballo de Ganzega Polesana.
Si comincia ad allunare un'unica venendo da sud che è stata venuta e coltivavano erano sementi povere quello che è il nostro. Quindi sicuramente vorrei metà della mia vita e per sapere il suo bel nome. E io mi chiamo Margherita, e io mi chiamo Margherita. Magari a metà della mia vita e per sapere il suo bel nome. E io mi chiamo Margherita, e Margherita di soprannome. E la vegna chi avrà sentito con me se la vuol sentire, ti se la resta là non la sentirà. E il mio cuore che fatica di dietro al banco e la mia cara signorina la sentirà che carne buona, la sentirà che carne fina. E la veglia chi avrà sentito mi se la vuol sentire, ti se la resta là non la sentirà. E il mio cuore che fatica di che E lo mi scusa il macellaio, ma non mi sembra troppo rosso. E la rometta è stufarola, e la rometta è stufarola. E non mi scusa il macellaio, ma non mi sembra troppo rosso. E la rometta è stufarola, la bevara che se leva l'osso. E la veglia chi avrà sentito con me se la vuol sentire, ti se la resta là non la sentirà. E il mio cuore che fa ti e la veglia chi avrà sentito con me se la vuol sentire, ti se la resta là non la sentirà. E il mio cuore che fa ti I campagnoli. Stagno Belluno. Sono bravissimi questi nel ballo, prego. Allora, o vibe o vibe? ma le bere voi mai i bollecchini ma ne bere noi non le metto a carne o vai o schönes vai che si da mingar o vai
papa, tua che coppa è che vuoi, o se ne sbagli, la picchera tecnico, tu te vai, o se ne sbagli, la picchera tecnico, tu te vai, in mata forza, una tua, tu non è. o talponi e li impiantava di parte per parte per stradeato che più in fondo era a casa. Così una gran magnala arrivava ai femmine che si chiama marito e moglie, le solite gelosie, l'uomo che vuole Sabrine, chi l'avrà vinta? Sempre la donna, naturalmente. Le camerate non porta le brave cara moglie, era le cotole franfugnate, caronari, era le cotole franfugnate. le camerate non porta che bello cara moglie, che bella moglie, le camerate non porta
giù così, la gamba così, la sera così. I mercanti dogani di Montebelluna Treviso. Settima edizione del Festival Raduno Regionale del Folklore Veneto, il gruppo folkloristico più antico del Veneto, il Lucantini Città di Padova. Ancora un grazie al gruppo folkloristico Contamponi e simpatico compagnia di provincia di Verona il prossimo anno a Rosa Cafferri, Lucantini Città di Padova. Ciao a tutti, da Padova. Guarda che roba! Una ballata, 3 tornate. Ciao, aspetta la moglie. Dai, via. Ciao, veramente farà fatto. Arrivederci, buonasera. Grazie Adria, grazie a tutti voi, ciao!